Ciao! Vabbè. Siamo venuti a fare un'intervista a Nadia Jerusalem sul terremoto. Boh, vieni dentro. Lo prendo anche la dentro. Mica un po' di più. Se ti va con giorno più cosa, ne? Deborah, Se va più. Fabio? io sono Andrea, siamo venuti a intervistare la signora sul terremoto. Io sono Nadia e all'epoca del terremoto stavo in bodyguard e avevo 15 anni. Cosa ti ricordi dei momenti e dei giorni che hanno preceduto il sisma? C'erano state alcune premonizioni? Boh, io non è come visto proprio tanto perfettamente i giorni prima. Lì dal terremoto sì, era un chialto, proprio tanto alto. E anche dopo mezz'ora era una iaren che sofflava ma non era fresco, era proprio di un chialto intenso. Lei ha detto con che la terra ha cominciato a trama, con cui ci stavi tu facendo? Allora, che sera lì, io ero in chiesa e io stavo studiando perché l'indomani avevo un compito in classe a scuola e io ero sole. Mio fratello stava inchiarando la televisione e mio nonno era dentro in chiesa e io stavo lì avvisando che era il terremoto e della fuori, perché non conoscevo, quindi non capivo che stava succedendo. E io non so detto il terremoto, venite fuori. E dopo siamo rimasti fuori e il primo momento è stato quello. Cosa hai provato alla prima scossa? Cosa hai fatto? Cosa hai visto? Ho provato una sensazione strana perché non sapevo che stava succedendo, era come se il tempo si fosse fermato un momento. E dopo invece quando mio nonno mi ha detto fur che al terremoto ho capito che stava succedendo al di grave e io sono rimasta di furduccio, ho sentito sentire un chiato dal bordo, di fuori. Si è molto passato l'agno, c'è tutto chiattato, qui sono venuto dallo sul mano. Allora, la notte, subito dopo la prima scossa, ho sentito di fuori a curtire con un chiato dal bordo. E dopodiché ho stato lì fin quando ho chiatato che mangiavano all'appello, perché mio fratello si era impassato perché colassi la stalla. E lui chiatavi, dopo era un altro che anche non lo chiatavi perché non si era relata, era stiampato. Allora ho aspettato che dotti tornassi in d'oglie e dopo è stato lì un po', che dopo non sono andati di là dove a finire da piazzare le patocchie e ho sentito che io penso quasi tutto il paese, non erano di patocchie, ho stato lì tutta la notte. Come e dove hai vissuto l'estate del 76? Dopo le succedute che ho cominciato a mettere sulle standis e dopo sono io scainesti siamo messi dall'estero e mi sono portato via meglio fradi, sono andato in Svizzera, ho iniziato via fino a settembre, per cui ho evitato il caos che era qua. C'è ti visto dall'opera dai volontari? E sono stata subito pronta a intervenire. Erano poi gruppi, poi volontari, militari e non. Di dove arrivavi? Arrivavi in Bormisi, ma eri un po' dappertutto, un po' di Basse Furlane anche, un po' dal Veneto, un po' di Padova, cioè eri un po' dappertutto. E nessuno si è fatto male con quelle colati o si è fatto male qualche don, si è Dall'estero? qualche don sotto. Tanesse Borg? Sì. No, Tanesse Borg fortunatamente no.
No, sono ancora io, tanti robe, stiasi, nappis, ma se nessuno si fa male. La chiesa vostra e ci multe restate? La chiesa nostra noi è colata dote, è colata da una parte e il resto era in pins, però non si sapeva se era pericolante, se si poteva entrare, se si poteva stare fuori, non si sapeva come si poteva fare, ma noi era colata da dote comunque. E dopo la ricostruzione, siete subite e hanno tornato a cominciare? La ricostruzione viene subita perché noi abbiamo passato tanto tempo in tende. Dopodiché abbiamo fatto una baracca bisoi con l'aiuto di giovani di Basso Furlane che sono stati sulle mani e abbiamo stato lì per rinnovare. E dopo abbiamo cominciato a fare la chiesa e plan piano così entrare dentro. Comunque è stata una roba molto veloce. Quando sono entrati in chiesa? L'anno dopo? 78, tante volte. Io mi sdi. Siete come